Prepariamo gli utensili necessari alla preparazione del fish and chips. Per prima cosa misuriamo la temperatura del merluzzo, che deve essere tra i 2 e i 4 gradi, e controlliamo la qualità del merluzzo. Osserviamo le lische che si trovano lungo i lati del filetto. La pelle deve essere integra. Il merluzzo deve avere un odore fresco. Osserviamo le lische che si trovano lungo il filetto. Usando delle pinzette estraiamo le lische tirandole verso la testa con un angolo di 45 gradi. Ciò per impedire che il filetto si rompa durante questo processo. Una volta estratte tutte le lische, tagliamo il filetto con un coltello da pesce affilato, facendo attenzione a non togliere troppa carne. Assicuriamoci che il merluzzo sia bello, pulito e integro. Grattiamo delicatamente la pelle, giusto per controllare che sia di bell'aspetto e pulita. Tagliamo adesso il filetto di merluzzo in pezzi di circa 200 grammi, adatti ad essere fritti. Di solito la punta della coda viene usata nella frittura e il centro del filetto viene usato sia per la cottura a forno che per la frittura. Una volta che il merluzzo è stato tagliato, poniamolo su un tagliere. Copriamolo con una pellicola, etichettiamolo e mettiamolo in frigo pronto per l'uso. Iniziamo aggiungendo alla farina il lievito in polvere e il sale. Poi setacciamoli insieme in una terrina pulita. Ciò garantisce un po' più di aereazione e anche che il lievito e il sale si mescolino per bene. Stendiamo adesso un canovaccio inumidito sul tavolo e sistemiamoci sopra la terrina. In tal modo la terrina non scivolerà. Aggiungiamo tutta l'acqua fredda e sbattiamo finché si crea un impasto liquido, quindi verifichiamone la consistenza. L'impasto non deve essere troppo liquido né troppo denso. Se necessario, aggiungiamo ancora acqua fredda. Quando si sarà mescolato per bene e le bollicine saranno salite in superficie, l'impasto è pronto. Preparato l'impasto, copriamo, etichettiamo e conserviamo l'impasto freddo in frigorifero pronto per l'uso. Per le patatine prendiamo la patata
e tagliamo una piccola parte dai lati in modo da formare un quadrato. Poniamo il lato tagliato sul tagliere e tagliamolo in modo da formare un quadrato. Ciò aiuterà a dare una bella forma alle patatine. Tagliamo le due estremità e tagliamo il blocco in 3 fette per garantire un taglio uniforme. Tagliamo adesso in 3 ciascuna fetta, fino a formare un bastoncino uniforme. Questo modo di tagliare le patatine ha solo scopo estetico. Una volta che le patatine sono state tagliate e asciugate, poniamole nel cestello e cuociamole a bassa temperatura senza che prendano colore. Le patatine devono cuocere ma non scurire. Versiamole infine sul vassoio con della carta per assorbire l'unto. Le patatine sono scottate, pronte per essere usate. Togliamo dal frigo i filetti di merluzzo e condiamoli appena con un po' di sale. Come possiamo vedere, stiamo usando dei filetti di merluzzo freschi e già preparati. Spolveriamo con un po' di farina e immergiamo i filetti nella pastella, facendo attenzione che siano coperti uniformemente. Lasciamo sgocciolare la pastella in eccesso e riponiamola nel frigo. Notare che non ho usato il cestello, perché il pesce potrebbe appiccicarsi al cestello durante la cottura. Normalmente per ottenere una buona cottura non viene usato il cestello. Lasciamo cuocere il pesce nell'olio bollente per circa 10 minuti a seconda dello spessore e rigiriamo il pesce ogni volta che è necessario. Per garantire una cottura uniforme. Dobbiamo ottenere una buona pastella croccante e all'interno del pesce bianco. Perciò non appena il pesce è ben cotto va tolto dall'olio bollente e posto su carta assorbente per eliminare il grasso. Alziamo la temperatura e versiamo le patatine sbucciate nella friggitrice. Friggiamo le patatine finché otteniamo una doratura bella e croccante. Usare le patate fresche è ovviamente molto meglio che usare quelle congelate. Saliamo poco le patatine. Questo è un piatto molto tradizionale. Adesso guarniamo con limone e disponiamo il pesce fritto sul piatto.
Come potete vedere sto impilando le patatine, ma solo per scopo decorativo. Serviamo le patatine con purè di piselli. Anche questo è un modo molto tradizionale di servire il fish and chips. Dunque un piatto con purè di piselli e un piatto con piselli. E per finire una bella insalata condita. Il fish and chips può essere servito con salsa tartara. Vi suggerisco di vedere il video su come preparare la salsa tartara. Ecco, avete preparato il vostro fish and chips. E inoltre, come potete vedere, ha una bella pastella croccante e un bel pesce bianco cotto perfettamente.